Sul dibattito in atto in questi giorni sull'utilizzo del nome del premio Nobel Grazia Deledda a fini commerciali, interviene con una nota Graziano Siotto, consigliere comunale e rappresentante del Comune di Nuoro nel consorzio Grazia Deledda. Da un lato ci sono coloro che vogliono sfruttare commercialmente il premio Nobel e sperare così di far leva su un presunto turismo nuorese, scrive Siotto. Dall'altro coloro che ritengono anche offensive queste trovate nei confronti di Grazia Deledda e auspicano valorizzazioni di altro tenore. Questo dimostra l'assenza istituzionale degli ultimi anni, intesa come ente locale, su un tema come quello di un mondo costruibile intorno alla figura di Grazia e alla sua valorizzazione. Per Siotto la classe politica che ha guidato il Comune di Nuoro sul tema ha non solo tergiversato, ma ha contribuito ad affossare strumenti utili a tali fini. All'assenza del pubblico è seguito un continuo farsi avanti dell'iniziativa privata che tuttora sussiste. Questo humus deleddiano, diffuso in città, scrive Siotto, non è e non può essere inteso come un ostacolo all'iniziativa pubblica, ma come segmento, pezzo di un più ampio puzzle costruibile dall'incontro tra pubblico e privato. Siotto ricorda che a Galtellì si agisce, mentre a Nuoro si parla da anni di valorizzare la Deledda. Non mi scandalizzano, continua la nota, i privati che propongono, fanno il loro mestiere, ci mettono rischio e passione, dimostrando ben altre assenze su cui giocoforza avanzano. Per Siotto pongono un implicito interrogativo alla collettività, se sia legittimo e se lo è quanto che chiunque possa utilizzare il nome della Deledda per qualsiasi prodotto. Siotto propone di approntare un disciplinare pubblico che nell'intero territorio deleddiano definisca uno standard minimo anche di qualità che dia un riconoscimento ufficiale tanto ai percorsi quanto agli stessi prodotti.